Hai che percepi le cose, e bravo, assolutamente che cose. Ma ci... più serie del genere, facciamo vedere, è più larga pazzesco, io ho avuto i brividi. Questa è piazza Sant'Antonio senza i gazebo e 62 persone, cioè quelli che hanno i Deos che hanno avuto l'altro bar, vedi l'altro bar? No, sono... Allora io voglio dire questo. Buongiorno, good morning. Good morning ragazzi, buongiorno. Di chi è? Good morning, perché veramente Franco è io sono rimasto a bocca aperta ragazzi. Senza parole. Io non sapevo, non l'hai capito. Non so, tu sei 50. Cioè ragazzi, questa è la dimostrazione che siamo amministrati da delle capre. Lello oggi è ancora più seria cioè non volete che si mettano in deorsi cose, stabilite un criterio come devono essere, dice ragazzi effettivamente stanno certi deorsi casa proprio di plastica brutto, ma se tu deorsi è buono, gli effetti è fatto bene. E loro dicono questo, facciano fare bene. È perché allora vogliono, che devono fare, cioè quello che ho potuto capire io, che vogliono, cioè d'inverno non si deve, le strutture chiuse non possono stare. Allora dicevo caro Franco, loro vogliono che praticamente devono mettere degli ombrelloni aperti e delle cordicine, ma sul freddo non sa tranquillo, si riprende su. Buongiorno. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Io quello che voglio dire ragazzi, oggi come oggi qua il lavoro manca a priori manca. Zero, ma sto fate. Non stai fate. E dicevo, vabbè, dico, che già la partita di molto magari, però vai serio oggi. Ritorno a serio, si scherza un po'. Cioè stabilite un criterio. È quello che dico io. Cioè, ma perché voi? O Indon forse, perché tu? Allora, io mo. E tu insieme a Mattone Meet, è sempre Harmony Meet, è sempre. Conosciamo. No, quelli Harmony è quel bar che sta là. Oro. E io volevo andare a vedere i tuoi cosi. È tutto oro quello. Non è tutto oro quello che luccica. Hai visto? Allora, andiamo di qua così facciamo un salutino a Enzo Delli, il nostro amico, dove sta dormendo su un forte. Mi chiedo di Bari Sardegna, dalla Sardegna a me piacciono due cose, il vento e gli odori, basta. Vento e gli odori, il mare è relativo in Sardegna, è più bello da Apple, però il vento e gli odori. Già fate che è un guagno, poi parliamo dei ragazzi fuori. I guagno già stanno a fare che i ragazzi, madonna. Cioè, tu marocchini. Allora avete fatto togliere i deorsi, va bene, ok, la gente ha perso il lavoro, ok, ma anziché dire o tutto o niente, volete stabilire un criterio? Volete stabilire un criterio? Come si devono fare, come non si devono fare, smontare e rimontare, è senza logica, ogni cosa è senza logica, non ha ragione, capite? Dicono a vest, punto, mofet, i deors a vest. Ragionate, perché la gente deve lavorare. Quattro oggi è il giorno ha licenziato 2 persone. La stazione, che bella stazione, bella luce oggi,
Bella, vedi che colore la stazione. È bellissima la stazione così, E qui c'abbiamo una nuova sede. Ah, quindi è confermato? Confermato. E io sono da stanno. Stiamo trovando la nuova sede, quindi la sede sta No, stiamo a trovare. Ah, ora mancano i soldi. Ragazzi, stiamo lavorando per voi, attenzione The Horse, quindi stabilite un criterio che la gente va a fare che, vabbè, attenzione, dobbiamo dire il giusto, stanno certi The Horse che sa proprio brutto. Ma perché? Scarcenate. Ma sono d'accordissimo, ma io voglio dire. Fateli giusto. Bravo, farli tu, ma no che tu Allora, io torniamo al discorso, andate a pubblicità di Franco Cadeo, noi uomo che tu non stai a citare Cinghioce, cioè potevi citare a destra, ma a forza a destra, ecco, ma tu vedi ha fatto la cosa della luce, la torretta. Ma dà anche vita a questa via, che è una via morta, una piazza, cioè veramente, non sai che cosa succede qua, che adesso viene la veda che da pesce, cioè, ma di che cosa stiamo a parlare? E luce bello cattura. E invece loro? Sì. Esce sta cara. La foglia pensava fosse qualcosa, un baccale esce da cioè, non è possibile. E poi voglio vedere, cioè, ma non scusate. E poi fare mezzo di così. Hai visto? Ragazzi, per favore, questa pubblicità mi ha causato un occhio della testa. È effettivo. Separato, anche non hai la mettere, poi la metti a no. Sai che. Hai messo la fotografia, ma la capisci? Diciamo, è un inglese. Già ho fatto che dicevo, questo parla inglese, adesso parliamo un po' italiano. Allora diciamo, se lui mi autorizza facciamo una foto, io, tu, Enzo, Peppino, a te. Sarebbe più bello, no? E chi si idiosi? Idiosi questi, dai ragazzi. Stanno questi gabbiotti da 50 anni, sono diventati stabili. Ecco. Capito? Io me la voglio mettere sul comico, ma ragazzi è una cosa veramente seria, perché io conosco per esempio Francesco che veramente mi squartava un cuore a sentire il guagnolo. Dicevo che aveva trovato un take, quando c'era a casa che mi gira, stavo bello contento, e pure la licenziata. Ma purtroppo non è colpa di chi lo licenzia, non è chef, andrà e mettiamo che si ha a pensare così o bene. Ci va a vedere in mezzo al comune, ancora tutta la besco che io non ne parlo, dai. No, non c'è nessuno. Ma perché scemo? Hanno sgassato, ieri ormai hanno fatto l'alzata di mano, tutti quanti. È una cosa, vedi, non è che voglio dire, mo che stiamo veramente nei problemi seri, lasciamo dare, ci vuole bene sempre, ci ama, ci vuole bene, e c'è bella, umanina nostra, ma ci puoi dare due, vai, andiamo a Zari. Facciamo qualche costicchio, visto che a ieri facciamo terra, facciamo un fesso, cambiamo tipo terra. Allora ragazzi, piano piano ci stiamo organizzando, anche i ragazzi che sono lontani da Barletta, i nostri assidui fan potranno partecipare alla nostra associazione. Dobbiamo cominciare a fare le cose allineate. Questo è un bello scorcio. Questo non fa vedere. Ciao. Questa è la più bella delle 7 strade. Ciao, buongiorno! Quindi ragazzi possono cominciare a partecipare. Oh Francesco! Via Nazareth, quella sono nato io. Grande Francesco Mele. Ma diteci dove siete nati, che non usciamo a trovare. Non è che siete a Brescialicchio. Trovate le cose giuste. A Brescialicchio ci abbiamo a Brescialicchio stai nata acqua. Dai, la persona garbata. Vabbè,
Ma andava a scuola lì, Anna Camera. E mi lasciato finisce a Cipro. sì, lì stava la scuola, come si chiama? Ah, è vero, Nazzaretti. Hai visto Anna? Ti abbiamo fatto vedere la scuola. Ma vedesezza dava, no? Cioè... è 21, oggi dai, ci abbiamo tutto il tempo. Solamente se ci giriamo in so castigli, se vai tu il sole e ti accompagniamo, dai. Ciao Barletta, ciao bella Barletta. fila. Quindi ragazzi che stanno lontani. Ecco, ecco, vedi, ragazzi che stanno lontano. Perché? Perché non c'è lavoro, non c'è lavoro. Lavoro. E adesso vediamo se ci fanno fare quella cosa del marketing territoriale, la pubblicità a Barletta, ragazzi. Il mondo sta venendo in Puglia e a Barletta la conosce del show. E a Barletta io dici più storica. Ah, di fronte a Casilino 48. Sì, sì. Questa è la scorsa. Sì, c'erano delle succursali, piccole succursali. Maria Garzillo, Barletta. Che ne stai cittadina, voglio la precedenza. Garzillo. Salutiamo Luigi, pizzeria Pronto Pizza, vai in Bettola. Vai in Bettola, di a Roma. Grande amico mio. E pensa la Valletta, pensa la Valletta di a Roma. Ma come lavora bene. Salutiamo tutti gli amici di Barletta che stanno fuori, salutiamo di vero cuore a chi sta fuori malinconicamente. Sì, col cuore a pezzi, E quando vale qualche cosa di no. Sì, no, invece abbiamo i giornali, io ci devo arrivare alla gazzetta. A scuola ci devono dare le gazzette. E tanto la qua, in questo Channel World, gli dite? Il sottopasso, l'ira l'aggiustata, è una bella settimana. È una bella settimana, capì? Non potevo fare premio, no? Vabbè, fino a quando non facciamo. Vediamo, ci sono? Ma un secondo, signore. Quanti devo tenere? Saluti vivissimi a voi ragazzi, scusate, lei è riuscito a pigliare il giornale che l'aveva portato a scuola. Ecco perché dicevo, i Deors, date un criterio a questi ragazzi, dall'amministrazione date un criterio per fare i Deors, fatti bene, ordinati, che abbelliscono la città, ma fate lavorare questi ragazzi. A dice no, ne fece, a dice no, non va bene, io fece, capito? E invece i ragazzi perdono il lavoro. Ehi, i giornali, zio, aspetta. Il giornale, ragazzi, la gazzetta in diretta. Buonanotte, questa notte è per te. La gazzetta in diretta per portare ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie. Buongiorno Giuseppe dell'Aquila, sono Franco, è uguale. Tu saluti a lì, che adesso rientra. E scusa, zio, possiamo riprendere a fare la rassegna stampa? Che dici? Sì. Piaceva la rassegna stampa? Solamente che io ho sempre una cosa. Scusate ragazzi, un attimo, lei non può parlare che ha dato un fiato. Fiato! Dipende dalla rassegna stampa, allora da chi ci possiamo far dare l'elenco dei consiglieri degli ultimi 5 anni? Sta l'elenco? Magari. Prendiamo l'elenco e chiamami una io, eh? 2 minuti c'è da dire che dobbiamo fare anche l'intervista doppia. Confronto? Sì. A proposito, ragazzi, faremo un confronto dei due candidati sindaci. Sono le primarie. Candidati per le primarie. Sì. Poi chi vince di quelli va sì. Non va sì. Si candida sindaco. Non è che la legge dentro, sì. Ce ne sei, la gente scoperta.
Oggi si è schifati. E allora ragazzi cerchiamo un fotografo nel gruppo che fa la foto a Lello. C'è zia Melli il trasitare una fotografia. Risolviamo tutto. Andiamo al castello, facciamo vedere Una foto del mare, vedi il sole nello sfondo e poi sì, anche ti metto una foto di Lello a tutto aperto, capito? Facciamo tutto quanto così. Vedi, un altro di osso. L'hanno tolto quello là in fondo. Uno scanama, perché si è dovuto. Tutti. Però dice che gennaio si toglie per il fatto della questione. Giuseppe, buongiorno. Che dice? No, lo stesso. No, non lo E questi qua? No, stanno ancora qua. È buona passare qua, già l'anno scorso passano qua. Hai visto il sole sullo sfondo? Sì, lo faccio un giro per far vedere. Ciao. Ciao a Cimi, vedi? E questi quando? Oggi mi fanno Sicuramente, no, stanno vedendo, però ora si sono già in multa, Sì. Ah, che bello sfondo, bellissimo. Quell'altro l'ha tolto. Scusa, la benzina non è di Questo l'hanno tolto. Questo l'hanno tolto, così va bene. Quindi la tenda senza. Vedi? Cioè, secondo te se può stare così, cioè, è normale. Mezzastra di un basta, basta mezzastra. Allora io dico, ho visto a Bologna, tu sei una persona che gira e lo puoi dire, cioè ci puoi insegnare. Bologna e Milano dappertutto, stanno fuori. Non lo so, perché Barri e Arvest. Come mai sto criterio? E non lo sappiamo, vedi che bei giochi di colore, di luce. Questi pini là. Ragazzi, che dire? Siamo pronti per la sfida lì? Prego, vediamo. Che sembra che c'è visto, Non l'hai visto? A febbraio. C'è bella, A febbraio non sta bene. Vabbè, Siamo pronti per la sfida, zio? Arreta. No, e poi dice che buona molto feie, trafiriamo, però dice che abbiamo cavete qui in road. Ehi, la signora Cucca. C'è bene. E questa barba che ti sei fatta? Stai crescendo la barba? No, Angelo, quando me la fa per Angelo? Mannaggia Angelo. Non Angelo, sai che sono diventato, ho preso oggi di andare a lavorare. È vero? Oggi pomeriggio? Avevo un 3 ore. Mattina e pomeriggio? Sì. Beh, auguriamo un buon mercoledì. Vabbè, oggi è 17 gennaio 2018. Un buongiorno a tutti, good morning, aggiustati the horse, mettete un vigile a via treno e devi ascoltare. Ieri sera la buonanotte andiamo a fare a vedere che cosa. Facciamo vedere il problema. Stava già un problema? No. Là è così, là ci vuole il vigile là. Ieri ti nominiamo un'altra volta il buon Franco. Io stavo già a dormire. Perché la sera Leoni. La sera. La mattina campioni, volevi dire. No. E un po' queste mura. Lei c'ha bella No, lei c'ha bella Ciao ragazzi, vi voglio bene a tutto quello. Ciao! Salutiamo a tutti e vi auguriamo un buon mercoledì. Auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza. Ciao. Barletta a Vesta, Lello Rosso e Barletta a Vesta è vicino a chi ha perso il lavoro per questi scemi motivi, futili motivi. Va bene, dai, ci sentiamo, buona giornata a tutti.